lo dico anche perché alcuni veneziani e veneziane che hanno letto il libro e l'hanno testato, perché questa è una storia di Venezia scritta da un mestrino, per cui io potevo fare anche errori con le calli, con i nomi di barche, io non me ne intendo assolutamente di barche, cioè potevo sbagliare qualcosa, invece testato da veneziani dopo hanno detto che va tutto bene e questo mi fa piacere. E quindi mi sono messo a scrivere questa storia. Apro una parentesi. Uno scrittore di musica su un quotidiano specializzato raccontò questa cosa di Bob Dylan. Il giornalista dice che Bob Dylan riterrebbe che le canzoni esistono già da qualche parte, occorre solo qualcuno che le raccolga e le renda pubbliche, le metta un po' a posto e le renda pubbliche. Ecco, non voglio dire che questo libro già esisteva da qualche parte, però questo episodio che mi è accaduto nei pressi di casa, secondo me, mi ha dato proprio l'input per scriverlo. Poi sono successe tante altre cose che hanno sviluppato la trama un po' alla volta. Faccio un altro esempio. Una sera ero a un aperitivo con degli amici musicisti e a questi amici musicisti dico ragazzi, ho in mente di scrivere un libro ambientato a Venezia e siccome a Venezia non mancano le osterie, ci sarà un'osteria e l'oste si chiamerà Perpetuo. Allora, l'oste Perpetuo sarà un protagonista della storia, ma non solo l'oste, il nome stesso Perpetuo darà adito a eventi di questo racconto. E poi sono successe tante altre cose, una in particolare, se avremo modo, ve la racconto perché è particolarmente curiosa. Poi ci sono santi che intervengono nella trama, ci sono episodi curiosi. E un'altra cosa, vabbè, questo ne parleremo dopo, passiamo alla seconda domanda.